Benvenuti, oggi è martedì 10 febbraio 2026. Il sole sorge alle 7.13 e tramonta alle 17.36, la luna si leva alle 2 e cala alle 10.58. Oggi la chiesa celebra Santa Caterina. Il nome Caterina deriva dal greco e significa pura. Il 10 febbraio di ogni anno si celebra in Italia il Giorno del Ricordo. Si tratta di una commemorazione civile nazionale italiana che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Istituito con la legge del 30 marzo 2004, l'articolo 1 recita: la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale Giorno del Ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati del secondo dopoguerra e dalla più complessa vicenda del confine orientale. Rappresenta un momento di riflessione e silenzio su una delle tragedie del Novecento. Iniziamo con Riccardo Fabbriconi, meglio conosciuto come Blanco, che oggi compie 23 anni. Blanco ha raggiunto la fama nel 2021 con i successi La canzone nostra e Mi fa impazzire in collaborazione con Sfera Ebbasta. Ha pubblicato il suo album d'esordio Blu Celeste e nel 2022 ha vinto il 72esimo Festival di Sanremo con Brividi, un duetto con Mahmood. Questa canzone ha raggiunto le classifiche di vari paesi e ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest nel 2022 classificandosi al 6° posto. Poi un caloroso augurio di buon compleanno a Piero Pelù, uno dei più celebri cantatori italiani di sempre, che oggi festeggia 64 anni di rock. Pelù è noto soprattutto per aver fondato la band rock italiana dei Litfiba, nati a metà degli anni '80 per oltre un decennio tra le più amate a livello nazionale. E infine un grande augurio a Mattia Stanga, un personaggio molto noto tra i più giovani che oggi compie 28 anni. Stanga è un TikToker con milioni di like, celebre per le sue parodie che ci fanno immedesimare in situazioni divertenti. La Corte. Si apre così a Palermo il maxi processo che mette per la prima volta alla sbarra la mafia come organizzazione dotata di una gerarchia e di una strategia ben definita. È il 10 febbraio del 1986 e gli imputati sono più di 400. Dietro questo risultato c'è la tenacia di uomini come il magistrato Rocco Chinnici, ideatore del pool antimafia. Sappiamo quanto il freddo possa essere duro sulle nostre labbra, rendendole secche e screpolate. Provate a fare un impacco a base di miele sulle vostre labbra, applicate uno strato abbondante e lasciatelo agire. Il miele è ricco di glucosio che ha un incredibile effetto riparatore sulla mucosa labiale. Questo semplice rimedio può aiutare a lenire e ad idratare le labbra screpolate, rendendole morbide e lisce. Il 10 febbraio del 1947 a Parigi viene firmato il trattato di pace tra gli alleati vittoriosi della Seconda Guerra Mondiale e le potenze sconfitte. L'Italia perde tutte le colonie, l'Istria e le province della costa croata annesse nel 1919-1920, Fiume, Zara e l'attuale Dubrovnik. Trieste, contesa dalla Jugoslavia, viene dichiarata territorio libero. Ce l'ho sulla punta della lingua. Quante volte vi è capitato di voler pronunciare una parola senza però riuscire a recuperarla dalla vostra memoria? La condizione in cui si vuole dire qualcosa ma non si è in grado di ricordarlo ha un nome ben preciso. Si chiama disnomia. Incontriamo Charles Lamb. La sua storia inizia con un ricovero in un ospedale psichiatrico all'età di soli 20 anni, un presagio dei problemi che avrebbe affrontato per tutta la vita. Ma la storia di Charles non può essere raccontata senza parlare della sua sorella, Mary, che a soli 32 anni, in un eccesso d'ira, commise un atto impensabile, uccise la madre a colpi di forbice. Per evitarle all'ospedale psichiatrico fu messa prima sotto tutela di Charles. Il legame tra i due fratelli era così stretto che escluse per entrambi la possibilità di relazioni sentimentali durature. Infatti vissero insieme fino alla morte di Charles, l'unico evento che riuscì a dividerli. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non sono quello che è successo a me, sono quello che scelgo di diventare. Il nostro appuntamento di oggi termina qui, ma ricordatevi di seguirci anche sui nostri canali social dove pubblicheremo contenuti inediti dell'Almanacco. Noi ci vediamo domani e buona giornata dalla vostra Jaira.